Via libera della Corte dei Conti per nuove assunzioni alla Regione. Inaugurata a Santa Elisabetta la nuova caserma dei Carabinieri intitolata al maresciallo Guazelli. Pesanti disagi sull'autostrada A18. Alla Fiera di Milano tutto food, anche aziende dell'Agrigentino. Per lo sport la targa Florio. Bentrovati da TVA Notizie, nuove assunzioni alla regione siciliana, c'è l'ok della Corte dei Conti. Arturo Cantella. Via libera dalla Corte dei Conti al piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della regione siciliana. È stato infatti superato il controllo di legittimità al termine delle osservazioni dei magistrati contabili. I consiglieri delegati Alessandro e il magistrato istruttore Mara Romano proseguono secondo la tabella di marcia il progetto di reclutamento del personale negli uffici dell'amministrazione regionale che da qui al 2028 prevede 2.444 nuove assunzioni per il comparto, a cui si aggiungeranno 156 dirigenti per un totale complessivo di 2.600 unità, secondo i dati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale. Dal 2023 a oggi, grazie al nuovo accordo con lo Stato sottoscritto dal Presidente della Regione Schifani, sono stati assunti alla Regione 1.333 persone, oggi operativi nei vari uffici amministrativi. A queste assunzioni si aggiungeranno entro il 2026 altre 377 unità, frutto dei concorsi in atto. Nel piano programmatico, inoltre, per il 2027 sono state previste assunzioni per i 1.045 persone, fra reclutamenti, nuovi concorsi, assistenti, scorrimenti, mobilità e progressioni. Infine, per il 2028 programmate 1.022 immissioni in organico tra reclutamento di funzionari, assistenti e aumenti di carriere. Nel dettaglio, secondo i dati forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, dal 2023 al 2025 ci sono state 427 nuove assunzioni di funzionari nei vari profili, 272 nuovi assunti nel 26, fino al 2025 effettuate 477 assunzioni nei centri per l'impiego per l'area assistenti e 157 nell'area funzionari. I numeri, ha commentato il presidente della regione Schifani, costituiscono un risultato importantissimo a cui siamo arrivati dopo il lungo lavoro avviato nel 2023 attraverso il nuovo accordo con lo Stato sul disavanzo che ha consentito di ripartire con le assunzioni e il turnover, con il via libera al piano triennale dei fabbisogni di personale che arriva tra l'altro nei primi mesi dell'anno. Possiamo portare avanti il vasto piano di reclutamento che abbiamo messo nero su bianco, che ci consentirà, continua Schifani, di colmare finalmente le strutturali carenze di organico, rafforzando concretamente la macchina amministrativa con particolare attenzione ai settori strategici della nostra burocrazia. Tutto questo in linea con il nostro impegno a rendere sempre più attrattivo il lavoro alla Regione grazie ai rinnovi dei contratti collettivi che abbiamo siglato negli ultimi 3 anni con Aran Sicilia, sindacati. Sarà questa la base di partenza per un'amministrazione sempre più efficiente e al servizio dei cittadini e delle imprese. Nuova caserma dei Carabinieri a Santa Elisabetta, intitolata al maresciallo maggiore medaglia d'oro al valor civile Giuliano Guazelli, assassinato dalla mafia il 4 aprile 1992. Ci sono le interviste sulla cerimonia di oggi. Io considero la stazione dei Carabinieri come una piccola chiesa domestica, no? Dove la gente viene accolta, ascoltata e soprattutto trova conforto nelle loro necessità, nei loro problemi. Ecco, quindi è importante che ci sia questa presenza
che è fondamentale per quanto riguarda un presidio di legalità e di giustizia. Anche perché le persone, la comunità chiede più sicurezza. Certo, questo è importante, sì, ma i carabinieri sanno fare il loro mestiere, perché il mestiere è una vocazione, quella di attenzionare e vigilare sulle persone, perché mentre noi dormiamo loro sono sempre lì pronti a intervenire per le nostre necessità. Oggi è una giornata veramente storica per il nostro piccolo comune della provincia di Agrigento. Inauguriamo e intitoliamo al maresciallo Guazzelli la nuova caserma dei Carabinieri, una caserma nuova, efficiente, green e soprattutto vicina alla gente. Quindi diciamo un potenziamento anche di mezzi e di uomini. Potenziamento di mezzi e di uomini c'è sempre stata, l'Arma è stata sempre vicina ai cittadini sabettesi, ma anche vicina ai cittadini, penso, dell'intera provincia e dell'intera regione. Sarà un punto di riferimento non soltanto a livello locale ma anche provinciale. Sì, è un fiore all'occhiello, diciamo, è una caserma all'avanguardia. Spero che apriremo questa caserma anche alle scolaresche per visite guidate e quant'altro. Un presidio di legalità veramente fiore all'occhiello della nostra provincia. È un nuovo capitolo che va a suggellare quel rapporto storico di oltre 2 secoli tra l'Arma dei Carabinieri e il territorio, l'identità dell'Arma è nel territorio e sicuramente la stazione di Santa Elisabetta sarà un presidio di legalità, un punto di riferimento cui tutta la comunità potrà rivolgersi in ogni circostanza. E poi mi fa particolarmente piacere che questa caserma venga intitolata al maresciallo Guazzelli, perché è un esempio di estremo sacrificio, è un esempio di abnegazione, di un uomo che ha sacrificato la sua vita rimanendo fedele ai suoi valori, ai suoi principi, ai suoi ideali senza mai vacillare. E se oggi abbiamo una Sicilia anche più libera, abbiamo forse un futuro migliore, questo lo dobbiamo anche al maresciallo Guazzelli. Un futuro anche per questi giovani ragazzi che oggi erano presenti con le bandiere tricolori. Sì, senza dubbio, ecco, il nostro impegno deve essere rivolto alle nuove generazioni, ai giovani che rappresentano il futuro, e io ritengo che la figura nobile del maresciallo Guazzelli sia comunque l'esempio migliore per le nuove generazioni. Ci riterremo più che soddisfatti perché Santa Elisabetta aveva bisogno di un presidio di legalità come quello che è stato istituito qui oggi. È un segnale molto forte e tangente di quello che la cittadinanza comunque si aveva bisogno reclamava, e anche per una questione di benessere del personale. Questa nuova struttura sicuramente sarà un segno tangibile e positivo per tutta l'Arma dei Carabinieri a livello sia locale che provinciale. È una bellissima struttura che sono a conoscenza che il Comune ha contribuito molto a realizzarla, anche perché i locali precedenti erano molto fatiscenti. E diciamo che Santa Elisabetta possiamo dire che volta pagina, una pagina nuova che si iscrive in quello che è l'Arma Carabinieri a livello provinciale. Noi come sindacato ci riteniamo molto soddisfatti. Ecco, saranno potenziati anche gli uomini, i mezzi per un maggiore controllo? Allora, c'è una direttiva a livello nazionale che stanno andando in tal senso ed è in fase di sperimentazione in altre regioni d'Italia. Non so quando sarà il turno della Sicilia, però arriverà pure questo, e sicuramente Santa Elisabetta, visto anche quello che è la logistica di oggi, sicuramente sarà presa in considerazione. Oggi per questa comunità è una giornata importante perché viene restituito un presidio di legalità a questa comunità con una progettualità che è stata iniziata dalla precedente amministrazione a guida Mimmo Domenico Ueli sindaco, un progetto al quale abbiamo creduto tantissimo proprio per dare una sede idonea, adeguata a chi deve presidiare questo territorio difficile. L'intitolazione a Guazzelli è stata decisa proprio
in una giornata, anche quella bella, che è stata la giornata della posa della prima pietra della caserma, e allora quell'amministrazione ha deciso proprio di fare questa intitolazione a Giuliano Guazzelli, che è stato un simbolo di legalità, un presidio antimafioso per il territorio di Santa Elisabetta, ma per tutta la provincia, in un tempo in cui la criminalità organizzata era presente e violentemente presente. Abbiamo voluto dar seguito a questa intitolazione che l'attuale amministrazione ha voluto proseguire fino ad arrivare a questa giornata, che è una giornata di gioia per tutta la comunità, con questa intitolazione importante per tutte e tutti noi. Pesanti disagi sull'autostrada A18. Vediamo. Sono previsti disagi per gli utenti dell'autostrada A18 Messina-Catania fino alla fine del mese. Autostrade Siciliane ha annunciato che, da lunedì 11 maggio al 29, si procederà alla chiusura del traffico sulla carreggiata di Valle, direzione Messina, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del mattino. Contestualmente, sarà istituito un doppio senso di marcia sulla carreggiata di Monte, direzione Catania. Durante gli stessi giorni e orari, lo svincolo di Taormina sarà interdetto al traffico, sia in entrata che in uscita, per i veicoli che viaggiano in direzione Messina. Queste modifiche alla circolazione risultano necessarie per consentire interventi di manutenzione ordinaria e operazioni urgenti di messa in sicurezza delle gallerie autostradali. Il comando di polizia locale di Taormina invita la cittadinanza, i pendolari, gli operatori del trasporto pubblico e privato, nonché gli utenti diretti alle strutture ricettive del territorio, a pianificare con anticipo gli spostamenti nelle fasce orarie interessate, avvalendosi degli svincoli alternativi segnalati dal Consorzio per le Autostrade Siciliane. Inoltre, si raccomanda la massima prudenza alla guida, un rigoroso rispetto della segnaletica temporanea e l'attenzione alle indicazioni fornite dal personale incaricato della gestione della viabilità. Il presidente del Libero Consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino, presente all'inaugurazione della fiera Tutto Food di Milano, dedicata al settore agroalimentare. La manifestazione si svolge a Milano Rho fino al 14 maggio. È un'occasione di confronto e di promozione che mette al centro le eccellenze enogastronomiche. Tra le aziende siciliane anche 10 imprese dell'Agrigentino, ospitate negli stand messi a disposizione dal Libero Consorzio di Agrigento. Si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16 alla Matrice di Ribera i funerali di Domenico Smeraglia, morto domenica in un incidente stradale sul lungomare di Seccagrande. Smeraglia era a bordo della sua moto che si è scontrata con un Audi. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti. La vittima viene ricordata con grande commozione dagli amici increduli della tragedia. La Zalea in piazza anche a Santo Stefano di Camastra. Anche quest'anno la festa della mamma si è intrecciata con la solidarietà e l'impegno per la ricerca scientifica grazie alla tradizionale giornata della Zalea della ricerca promossa dall'AIRC. In oltre 4.000 piazze italiane le caratteristiche piante simbolo della primavera hanno colorato le città, trasformandosi in un concreto gesto di sostegno alla lotta contro il cancro. Tra i centri che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa anche Santo Stefano di Camastra, dove le volontarie dell'associazione hanno allestito il punto di distribuzione nella centrale Piazza Matrice. Fin dalle prime ore della mattina numerosi cittadini hanno risposto all'appello acquistando le azalee, contribuendo così alla raccolta fondi destinata ai laboratori impegnati nello studio e nella cura delle malattie oncologiche. Per la ricerca comunque è importante anche sensibilizzare la cosa, purché tutti possano capire che la ricerca è veramente importante e che comunque è una cosa che tocca ognuno di noi, non è solo una cosa che magari pensiamo possa essere lontano, ma
veramente in ogni casa. E voglio mandare appunto un messaggio a tutti i coetanei, però è un'esperienza che tutte le fasce d'età dovrebbero intraprendere, proprio perché non è un compito solamente dei dottori o di tutti coloro che ruotano attorno al settore medico italiano, ma è proprio una giornata per mandare un vero e proprio messaggio di speranza concreta. A Santo Stefano di Camastra la presenza delle volontarie in piazza ha confermato ancora una volta il forte spirito di solidarietà della comunità locale, sempre pronta a sostenere cause di grande valore sociale e umano. È un lavoro che parte da un'esperienza che dura da anni e anni e anni. Ormai Santo Stefano è un territorio consolidato per quanto riguarda le donazioni. Infatti siamo presenti qua da più di 25 anni. Sempre la nostra comunità ha dato sempre un contributo significativo per quello che è la ricerca, sul cancro. Anche quest'anno siamo qui con la Zalea ed è fondamentale dare il nostro contributo, perché attraverso quello che noi riusciamo in questa giornata a donare possiamo far lavorare i ricercatori per quello che riguarderà lo studio di questa difficile e ancora a volte incurata malattia che è il cancro. Dalla Sicilia degli anni 30 ai funerali social, ispirato al racconto di Savatteri, il film La banda muta di Alessia Bottone. Ambientato in Sicilia, ma che è stato girato in realtà a Roma per motivi tecnici e organizzativi. E la banda muta ci racconta innanzitutto ispirandosi a un racconto dello scrittore Gaetano Savatteri, che mi ha gentilmente concesso la possibilità di lavorare su questo suo testo. Il suo testo è stato tradotto in immagini d'archivio e con queste immagini d'archivio ho potuto raccontare quello che è realmente accaduto nella Sicilia degli anni 30 e 40, quindi con una banda muta che veniva chiamata durante i funerali per sfilare ma senza poter suonare, proprio per svariati motivi. Da una parte, come si dice a Roma, per non farsi parlare dietro, dall'altra però per onorare il rispetto del silenzio. Quello che riscontro io oggi che manca all'interno dei funerali, che sono diventati dei luoghi di network o soprattutto dei luoghi dove dire io c'ero, io il morto lo conoscevo, impedendo di fatto alla persona morta di poter esprimersi in quanto non c'è più. E quindi che cosa ho fatto? Ispirandomi ad un fatto realmente accaduto, quindi un funerale al quale una mia amica aveva assistito, e assemblando il racconto di Savatteri ho creato questa sceneggiatura. L'abbiamo presentata al bando Nuove Maie assieme all'attore agrigentino Piero Nicosia e devo dire la verità, io non pecco di ottimismo, ma sentivo che quella storia avrebbe vinto per la sua originalità, per il fatto che si ispira a determinate tematiche che sono estremamente presenti in questo periodo. La prima tra tutte è quella che mi aveva colpito per quanto ha riguardato, diciamo, il caso di Rigopiano, dove le persone andavano a scattarsi dei selfie sul luogo della tragedia, per poi proseguire con i funerali di Costanzo, dove i fan seguivano Maria Di Filippi per riuscire a farsi un selfie di fronte alla bara. Idem per quanto è morto il Papa, tutto per questa esigenza di dire io c'ero. C'è questo bisogno anche quando parliamo della morte di dire io c'ero, io ero presente, questo io onnipresente. E soprattutto parlo del tema della solitudine, perché trovo che siamo tutti iperconnessi, iper social, condividiamo qualsiasi cosa, ma siamo poi realmente davvero connessi con le persone e con le anime delle persone. E quando mi domandano ma allora qual è il punto? Dove stiamo andando? Qual è il limite rispetto all'uso dei social? Io non ve lo posso dare questa risposta, io sono una regista, quello che cerco di lasciare sono degli spunti di riflessione affinché ognuno di noi possa trovare la sua quadra e la sua risposta, perché trovo che spesso e volentieri l'uso dei social sia un indicatore di una grande solitudine e di una mancanza di un senso di comunità del quale oggi più che mai abbiamo davvero bisogno. Il sindaco di Canicattì ha attivato il centro operativo comunale di protezione civile relativamente alla crisi idrica.
La Polizia Municipale e le forze dell'ordine effettueranno controlli per sanzionare prelievi abusivi o sprechi. Salvatore D'Amico è stato nominato dal sindaco di Favara Antonio Palumpo vice comandante della locale Polizia Municipale. Al comandante Luigi Alessi sono stati affidati tutti gli adempimenti amministrativi del settore. Giornata della legalità il 15 maggio a Castrofilippo. L'amministrazione comunale con il sindaco Gioacchino Baio con un manifesto ha invitato i cittadini a partecipare alla cerimonia con concentramento alle 10 davanti la sede del comune da dove partirà un corteo verso la Scala della Memoria. 50 studenti dell'Istituto Comprensivo Vittorio Veneto di Caltanissetta hanno visitato il Palazzo della Provincia di Agrigento, la Scala Reale, la Biblioteca Provinciale e l'Officina delle Tradizioni Popolari. Ad accompagnare i ragazzi i funzionari dell'ente. Siamo giunti allo sport, vediamo da Palermo un servizio sulla Targa Florio. Come si sta preparando la città ad accogliere sia il team che il pubblico? È un'attitudine che viene, come dire, praticata da tantissimi anni, da centinaia d'anni, anche se quest'anno e già da 2 anni è stata restituita alla partenza la principale piazza della città, cioè piazza Massimo, piazza Verdi, da dove gli equipaggi partiranno per questa gara che non è più una gara di velocità per come fu concepita all'inizio, ma ormai da tempo è una classica di regolarità, ma vorrei dire anche di eleganza e di sportività reale. È un'occasione per diciamo mettere insieme la proposta della città e la proposta della provincia, e in particolare di quell'area delle Basse Madonie che ospita il circuito e che vedrà nei prossimi mesi anche il completamento della riqualificazione delle storiche tribune di Cerda, che dalla prossima edizione, quindi della Targa Florio, arricchiranno ulteriormente la competizione. Per noi è un evento oramai ricorrente che è certamente importante perché coniughiamo tanti aspetti, coniughiamo quelli che noi chiamiamo gli aspetti di terza missione, che rappresentano per l'università il modo di trasferire le conoscenze e le iniziative anche alla comunità che ci circonda. Ma oggi, questa particolare edizione di Targa Florio, che abbiamo chiamato 110 lode, coniughiamo, oltre all'evento sportivo che sarà seguito evidentemente da una larga parte della popolazione cittadina di Palermo, anche tante altre cose, per esempio l'educazione stradale, per esempio anche alcuni aspetti di tipo medico e scientifico, perché ci sarà lo studio con particolari sensori di come il corpo viene sollecitato durante un rally in un pilota professionista, e poi c'è l'aspetto culturale, che è quello di ricordare come i Florio hanno rappresentato per la nostra città un momento di vero e proprio rinascimento. Il percorso rispetto agli scorsi anni in termini di prove speciali è stato allungato e quindi siamo andati a recuperare una vecchia prova che si faceva anni fa nel paese di Pollina, molto spettacolare, soprattutto la discesa insomma, bella. E poi abbiamo confermato invece le altre 3 prove speciali, che sono la Generosa, ossia il tratto che va da Campo Felice a Collesano, la Scillato Polizzi e la Geraci Castelbuono. Sostanzialmente le novità sono che la parte moderna della gara stazionerà a Palermo dall'inizio alla fine, mentre la parte storica, che è rappresentata dal campionato italiano rally autostoriche e dal campionato italiano regolarità media, dopo aver fatto la cerimonia di partenza in Piazza Verdi, si recheranno nella zona di Campofelice e Collesano, dove stazioneranno fino al termine della gara per fare ritorno all'università per la grande premiazione finale. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.